Ma noi stiamo su con te? Stiamo su con te. Quando cominciamo, buonasera a tutti, cominciamo con questo ringraziamento, va a essere veloce, come designate. Ringraziamo. No, vicino il microfono. Sì. Ringraziamo il professor Rolando Piana, che è studioso e amantioso di suo chitarra, suo cantatore è Marco Manca, Gian Daniele Calbini, mi pare, e Luigi Nugossu, eccolo, e Luigi Nugossu che è nepote del suo famiglia. Poi il suonatore Pietro Nieto, che è mezzo diesino, già lo conosciamo. Sul comune, con questa bella sala che noi ponete sempre a disposizione. Fidai ora che Savoloco devia organizzare una manifestazione con su canta chitarra, come abbiamo fatto in altre occasioni, posso sconsonoso. Come ti ha zibito, in locandina va da due fotografie. Una è Cubedo del su 49, mi pare che sia, da Cubedo, Aldo Cavizza e Chelo, non ha nato, giovane. E sono cantatore del Basco, gente che lo fa usare come professionista. E l'altra va dal amantioso battiesinoso e non solo diesinoso. Queste due fotografie fanno a comprendere sul tipo di iniziativa che vorremmo fare. Su stasera è la prima parte, quindi noi abbiamo impiegato una lezione con un esempio di due bocche, insomma, che hanno fatto isso. Adesso tanta chitarra come te nasce, come te sei cambiato, il sosanno, eccetera. E poi andiamo a fare un'altra che invece ha da fare dare debiuso di su tanta chitarra in tiesi. E quindi come te si canta io, di Sozzilleri, chi viene sono cantatori, chi li piaghia da cantare potevano andare mancare per usare il galicuno, insomma, come te culto paesello, no? Questo che Tiesi, a parte questo, ha dato una cosa importante a suo canta chitarra, l'ha dato usa poesia. Infatti, in meda dei suoi cantatori cantano poesia che sono dei diesinoso e non sischidi, che sono dei diesinoso. Non può nulla e mi ha fatto usare tra l'altro sul libro di Giovanni Antonio Gossu, che infatti vedi uno dei suoi poeti che andava bene a cantare, che vedi preciso meda issa metrica. E poesia che andano dai Gustav De Andrianini, canto dai Monzaetti, da chi la cantaia da Enre Cubedo, a Sapascamia, sempre in re de lui, che cantaia da Giovanni Antonio Gossu, che cantaia da Ruggio, de Gossuine, e fino al Cubedo, a fino a San Moresa, tipo a io e Beninina. No? Quindi Tiesi ha dato un meda a su canta chitarra, magari non è rapido, a usare il cantatore di fama internazionale, internazionale in Sardegna. Quindi comunque che siamo imboligati in questa bella espressione della cultura nostra. Dio mi primo in nome, non ho nulla, ringraziamo chi si è bene, magari insomma. Non so mai se taglia più gente, devo dare questa verità e devo dare che mi dispiace, perché ogni volta che si organizzano queste cose, su canta chitarra non è una cosa di zilleri, è una cosa seria, è un'operazione culturale, si narra, come tutta questa espressione nostra, per cui questa serata che deve essere proprio una dimostrazione di come è bella questa metrica, questa poesia, questa oche, abilità, insomma, tutte le caratteristiche che noi hanno a fare vita. Buon divertimento. Buonasera a tutti, innanzitutto. Ringraziamo Giovanna come Presidente della Prolocco di Chiesi e un ringraziamento particolare da parte mia alla Prolocco per l'invito che ha avuto per fare questa serata. È da qualche anno che sto iniziando
a organizzare queste serate non tanto per farci vedere, ma anche perché sono oltre 40 anni ormai che mi dedico a questo tipo di canto, dove noi abbiamo le nostre radici, su canta a boga di chitarra, oggi si chiama canto a chitarra fisarmonica, eccetera. Io vorrei fare la storia, cercando di essere sintetico, ma dovete capire che fare una sintesi di un argomento così vasto che abbraccia un secolo di storia non è facile, quindi cercherò di stringere e soffermarmi sulle cose più importanti che hanno segnato l'evoluzione dall'inizio del Novecento sino agli anni 70. Io mi fermo agli anni 70, momento in cui con l'inserimento in pianta stabile della fisarmonica nella gara, no, nella gara tradizionale l'esugante a chitarra, cambia anche il modo di cantare piano piano, cambia il ritmo del canto, cambiano la parte estetica del canto, ecco perché mi fermo lì. Anche perché io vorrei con queste conferenze, è difficile sensibilizzare i giovani, no? Infatti se ci guardiamo attorno siete abbastanza giovani, però manca proprio la parte giovanile. E se mancano i giovani, ogni tanto con Marco ne parlavamo quando ci vediamo, ci guardiamo attorno, assistiamo ad una gara ogni tanto, spesso il più giovane ha 65 anni, 67, quindi se facciamo i calcoli nel giro di 20 anni può terminare tutto, invece dobbiamo fare di tutto per mantenere questa nostra cultura, perché cultura fondamentalmente non è un cantare grezzo come potrebbero pensare i giovani o suonare la chitarra in una certa maniera. Bisogna saperlo fare, non è semplice fare il suo canta a chitarra. E allora, taglio subito perché altrimenti entreremo in polemica e non la finiremo mai. Stasera io vorrei raccontarvi più che altro, quasi come una espressione teatrale, la storia del giugantu a boghe de chitarra, che era tradizionale in tutto il Logudoro, ma anche nelle regioni attorno al Logudoro. Io sono di Bulzi, paese di Francesco Cuvetto, di Leonardo Cavizza, di Giovannino Caso, che saluto, che è con noi, con cui ho iniziato a suonare proprio con lui a Bulzi, senza conoscerlo allora come cantatore, perché l'ho accompagnato nella mia prima serata. Mi tremavano le gambe perché devo accompagnare gente che non conosco, invece ci eravamo divertiti, Giovanni. Conservo benissimo tutta quella serata. Per me è stata proprio l'inizio di un divertimento che è durato fondamentalmente 5-6 anni, poi io ho deciso di insegnare musica e ho abbandonato il palco, ma non ho abbandonato lo studio. All'inizio non mi piaceva, come tutti, no? Anche zio Leonardo Cavizza diceva, oh, a me piacevano le orchestrine, mi piaceva divertirmi. Poi piano piano, una volta che ti prende su canto a poco da chitarra, non ti lascia più. E io sto continuando, sperando che si avvicinino i giovani. Ci vuole pazienza e calma. Allora, innanzitutto ringrazio anche la presenza di Marco Manca, Gian Daniele Calvini, Luigino Cosso, che ha difficoltà a cantare per problemi alle corde vocali, però è voluto essere con noi, io lo ringrazio. Però ci farà sentire anche lui qualche voce del nonno, del grande Luigino Cosso. E li accompagnerà il nostro grande chitarrista Pietro Nieddu, che è di Borutta, vero Pietro? Metà e metà, che suona come si suonava un tempo, diciamo sino agli anni 60, anni 70, poi piano piano quel modo di suonare così, a pottighe come si diceva, no? In sardo, piano piano è scemato questo modo di accompagnare il canto, ma a detta dei grandi cantatori del passato con cui io ho parlato, proprio parlando a livello tecnico di questi accorgimenti, mi hanno sempre detto, i grandi, che su canta boga di chitarra, che era fatta a pottighe, ormai aveva preso piede il plettro, non so, Savinna, la fisarmonica, eccetera. Certo che continua, il canto popolare è sempre in piena evoluzione, non potremo fermarla noi, l'evoluzione continuerà, si trasformerà piano piano sempre, però non dobbiamo tralasciare le nostre radici. E io quando spiego queste cose anche ai miei alunni a scuola, dico, guardate, in Sardegna 30 anni fa, già non si sentiva, 30-40 anni fa, non si sentiva parlare più di cantatenore, non si sentiva parlare più di balli sardi, non si sentiva più parlare di launeddas. Poi c'è stata una ripresa, piano piano una ripresa.
non siamo riusciti a riprendere Sugantu a Boghi Antiga. Ecco perché mi sto impegnando io, perché voi molte cose che dirò stasera le conoscete senz'altro, però i giovani non sanno niente di queste cose, per loro è qualcosa di molto lontano. Quindi il mio impegno è quello di riportare piano piano, speriamo di riuscirci, altrimenti l'opera l'abbiamo fatta lo stesso, di riprendere l'accompagnamento ad arpeggio. Non è semplice, è molto più facile con la penna, però l'arpeggio si impara. Ci sono dei ragazzi che piano piano imparano, è un po' più lungo, ci vuole un po' più tempo, però si impara, perché l'accompagnamento armonico, usando 2 o 3 dita, accompagnando la voce, è un'altra cosa, e questo lo dicevano i grandi cantadores. È chiaro che non potevano dire in pubblico, li chiamavano e loro cantavano con chiunque, però in privato queste cose le hanno sempre riconosciute e sempre dette. Allora, dal punto di vista storico, prima di parlare subito del Sugantu a Bogo de Chitarra, vi faccio ascoltare come Sugantu a Bogo de Chitarra nasce su imitazione delle prime gare sul palco a poesia dei poeti. Guardate che questo è un documento del 1928 dove Antonio Gubeddu, il grande poeta Antonio Gubeddu, e Andrea Ninniri cantano queste ottave. Potete anche seguirle. Lo facciamo ripartire. Come hanno dato il collegamento, con anche il volume. Vieni Antonio in fretta, vieni. Allora, avevamo poco fa problemi con il videoproiettore, abbiamo risolto il problema. Antonio Gubeddu è questo.
Andrea Nini. La volontà canta l'importanza fino a tanto di volere in sapara. La salute risolvata sarà questa vara da fine sarà costanza. Mi potrei salire da sbagliare ma per il lavoro Direi che basta così con questo. Questo è un esempio. Avete sentito la modulazione, no? Come cantavano la poesia un tempo, oggi non la cantano più così, ma non la cantavano più così già dagli anni 50 in poi. È un bellissimo modo, perché la poesia sarda era poesia cantata già dalle origini ed era un bellissimo canto e sapevano cantare questi signori. Infatti lo stesso Ninni cantava, Andrea Ninni sapeva cantare bene anche a chitarra, cantava benissimo anche a chitarra. Aveva tentato anche qualche gara, poi ha lasciato, molto probabilmente perché si divertiva molto di più cantando la poesia come improvvisatore. Allora, su imitazione delle prime gare di fine 800 del canto a poesia, nascono piano piano le gare di canto a chitarra. Ma trovare la chitarra era un problema all'inizio del 1900. E chi è che aveva la chitarra? Pochissimi. Chi è che sapeva suonare la chitarra? Qualche ciabattino, in genere qualche artigiano che si divertiva. E suonavano come? Niente, davano la nota fondamentale, la nota del re, diciamo, e basta. E poi con l'indice toccavano qualche altra corda. I cantadori se la sentivano o non la sentivano, loro cantavano tranquillamente, ma guardate che la maggior parte delle serate venivano fatte sino agli anni 30 senza chitarra, la maggior parte, cioè a boghe, oghe, come adesso ci fanno sentire un cenno leggero Marco e Gian Daniele. Un esempio di canto in re semplicissimo, 2 versi. A boghe nuda, anche per loro, stanno improvvisando. Tu immaginati, Marco, tu immagina di fare una serenata a una bella ragazza, guarda, finestre chiuse, come si faceva un tempo. No, niente, una voce in re senza chitarra. Calmo, E a tesora una chitarra suona dai Gianna mia. Gian Daniele Calvini. Grazie. Un semplicissimo esempio di come potevano cantare un tempo a boghe nuda. Perché ho fatto fare questo esempio? Perché nel canto a boghe di chitarra non era necessario lo strumento, la bellezza era nella voce, nell'espressione vocale, nella modulazione della voce. Se c'era la chitarra tanto quanto, ma guardate che la chitarra nei primi 10-15 anni del secolo scorso, il chitarrista si sedeva dietro il cantatore, in un angolo, cioè il palco già era piccolo, avete visto all'inizio, no? 4 assi, palchi improvvisati, chitarrista dietro, non a fianco. Perché? Perché la gente aspettava los cantadores, che entravano in gara per quanto riguarda le modulazioni e ognuno cantava alla sua maniera, non ce n'era uno uguale. E la gara era bella per quello. Poi la gente chiaramente è tifosa, quindi seguiva più uno piuttosto che un altro, però la cosa più importante era la voce.
E guardate che in quel periodo, io sto parlando proprio dell'inizio del 1900, Los Cantadores erano persone semplicissime, quasi tutti analfabeti, in genere contadini, artigiani, la maggior parte, ad eccezione quando è venuto fuori il nonno di Luigino, perché faceva il commerciante lui, commerciava carni, eccetera, quindi aveva la possibilità di girare ed era conosciuto per quel motivo, perché quando si sistemava tutta la carne che doveva vendere, Zilleri era assicurato, a Sassari lo aspettavano regolarmente. Però prima che venisse fuori Luigino Cossu, quello che vi dico io è frutto delle ricerche che ho fatto io, in gran parte notizie date da mio nonno, che aveva esordito con i grandi proprio del passato, aveva 14-15 anni, era del 1908 mio nonno, e ha conosciuto i grandi, che erano quelli che venivano ricordati in genere nel Logudoro, nell'Anglona in particolare e in Gallura. De Gortes di Laerro, considerato da Desole suo mastro, cioè il più grande, per il suo modo di cantare. Non aveva una voce potentissima, purtroppo non abbiamo registrazioni, non ci sono rimaste registrazioni di quei primi. E i due fratelli Mele di Nulvi, Domenichino Mele e il fratello, e una donna in particolare, proprio della prima parte di Nulvi, Candida Mara, famosissima. È leggendaria questa figura, no? Poi, essendo una delle prime donne a cantare in gara con gli uomini, immaginatevi, in quel periodo bisognava avere un bel carattere forte per muoversi in quel periodo. E cosa faceva questa donna? Questa donna ha avuto una vita travagliata, si è sposata a Nulvi contro il parere dei genitori, e in quel periodo, ricordate, dovete ricordare che se non si era d'accordo con i genitori si cambiava aria, Inizia a cantare nei paesi dell'Anglona, della Gallura, e anche qua, in questa zona. Nel 1912-13 ha cantato a Padria e lei si muoveva in calesse, spesso da sola, perché i mezzi non c'erano, il treno arrivava dove arrivava, le corriere erano pochissime. Poi vi racconto cosa diceva Antonio Desole sui trasferimenti per le gare. E questa signora, Candida Mara, viaggiava armata con la pistola. I tempi erano quelli che erano, le strade erano spesso, non c'era il traffico di oggi, e lei era famosissima, la chiamavano anche prima che iniziassero le gare ufficiali di canto a boga di chitarra, perché le gare si sono sempre fatte, magari non ufficiali, però le gare le hanno sempre, mio nonno mi diceva, no, da noi cantavano, io ho sentito i più grandi del mio paese cantare a gara, e sapete come cantavano? Allora, c'era in genere, durante una festa paesana, una serata era dei poeti. Spesso i poeti facevano cantare 3 temi, non uno solo, 3. Prima uno, poi c'era una pausa, poi il secondo tema, pausa e poi il terzo tema. Ecco, in queste pause, per intrattenere un po' la gente, facevano cantare Los Cantadores. Senza strumenti, a boga nuda. È iniziato così su Canta a boga di chitarra. La prima gara ufficiale, diamogli l'ufficialità, ma viene confermato anche da Mario Scano ed altri, è stata fatta a Bonnannaro, qua vicino, il 20 gennaio del 1915. In quella gara cantava Candida Mara, a dimostrazione della sua notorietà in quel periodo, Paolo Eriu, un cantatore di Ozieri, sposato a Chiaramonti, e altri 2 che completavano il gruppo, 2 locali. In genere succedeva così. I cantadores che salivano sul palco non erano tanti in quel periodo e spesso non erano sempre disponibili per completare tutte le feste, e allora venivano secondati da cantadores locali che erano un po' all'altezza di seguire la serata, e venivano accompagnati in quell'occasione da un certo Carrasciali, un chitarrista sassarese. I più grandi chitarristi sono venuti fuori da Sassari, piano piano, che avevano anche la possibilità di uscire fuori da Sassari, andare nelle zone limitrofi a Sassari e farsi conoscere. Prima però di questa gara ufficiale di Bonnannaro ne esistono anche altre gare ufficiali, anche a Tempio nel 1913, dove ha cantato anche il padre di Leonardo Cavizza,
che non era un cantatore di fama, però ha fatto, vero Giovanni, ha fatto varie gare, tuo zio, no? Ed era anche abbastanza conosciuto. E i più grandi di quell'epoca erano De Gortes di Laercio. Una volta De Sole l'aveva invitato ad incidere un disco quando loro hanno iniziato a incidere nel 30, 31, 32, andavano a Milano per incidere i famosi 78 giri, no? Roma e Milano. Roma e Milano, ma loro a Milano perché chi è che li accompagnava? Il famoso, quel signor Ferraris, quel negozio di strumenti musicali che c'era al Corso a Sassari, quel signore lì faceva la tramite con la sala di incisione, e lui un po' che li ha aiutati a muoversi, anche perché loro non erano in grado di muoversi, sinceramente. Quando è che il canto ha iniziato a essere conosciuto nelle feste? Perché prima si cantava in varie occasioni, Sozzilleris, quella era la scuola, la vera scuola di giocare a poco di chitarra, oppure le feste in casa, battesimi, cresime, matrimoni, tutte le occasioni erano buone, certo non c'erano i disturbi della radio, della televisione, delle musiche moderne, eccetera, quindi quello era e quello si portava avanti. Quel modo di cantare io lo chiamo campagnolo, perché cantavano a sagampagnola, perché la maggior parte di quelli che cantavano erano contadini, cantavano spesso andando a lavoro, rientrando forse un po' di meno, perché stanchi dal lavoro non è che avessero tanta voglia di cantare. E a proposito vi faccio sentire da dove nascono i canti che poi diventeranno fissi in pianta stabile nella gara del canto a chitarra. Piccoli esempi vi faccio sentire. Questo è di Agius, un canto a boghe de garrulante. Qui viene accompagnato dalla chitarra, però venivano cantati senza strumenti, Questo è Gallurese, Questo è un esempio di canto a poco de carro, che più avanti poi lo chiameremo canto in re, eccetera. Ma c'erano anche le donne che cantavano. Esisteva il suo canto a poco de rio. Le donne che andavano a lavare i panni nei fiumi, c'erano delle belle canterine. Io ho degli esempi, non posso farli ascoltare tutti in questa serata, altrimenti ci vogliono ore, no? Io ho scelto solo alcuni spezzoni, però c'erano delle donne che cantavano benissimo. E dal suo canto, questa è una mia impressione, perché dopo 40 anni che stai su queste melodie, su queste musiche, ti rendi conto dell'evoluzione che ha avuto il canto. Per me, su canto in quello che chiamiamo in re, che inizialmente si chiamava assarea, quindi non si chiama canto in re per l'accordo re della chitarra, perché nessuno conosceva la teoria musicale a quei tempi, pochissimi. Il vero significato era su canto a bogherea, assarea, aveva dire cantare in piedi. Non so, non si usa più questo termine ormai, lo usate ancora Chiesi? Assarea, è uscito fuori anche dal nostro modo della parlata, diciamo, sarda, assarea. Quindi da questi canti nascono piano piano i canti che formeranno sa gara. E allora, inizialmente la gara veniva fatta e durava ore, cantavano più canti in re, varie poesie, i mutos, che li usavano per le serenate regolarmente, hanno inserito San Nuoresa, che non è un canto nuorese, è nato così, dopo aver bevuto, il chitarrista magari ha improvvisato, e stavano arrivando le mazurche, i valzer in quel periodo,
quindi forse in testa aveva il ritmo del valzer, ed è l'unico canto che nella gara ha il ritmo di 3/4 sanuaresa. L'hanno chiamata loro perché in occasione di una fiera, dopo aver bevuto e mangiato, si sono fermate a canticchiare ed è nata fuori questa melodia, e De Sole diceva, e poi l'abbiamo fatta, ma dicevano che era nata così per caso, e così via. Allora, a un certo punto inizia la gara. Inizialmente veniva premiata solo un cantatore, in genere la facevano 2, 3, raramente 4 i cantadores. E cosa c'era in palio? Dei soldi che venivano raccolti durante la serata, durante la gara, con Subannu. Infatti si diceva inizialmente abbiamo scantato Subannu. E che cos'era? Era la raccolta delle offerte tra il pubblico, e che venivano poi tramite una giuria che designava il vincitore, una giuria popolare, e lo davano al vincitore. Ma si creavano dei problemi, però vincevano quasi sempre gli stessi, quindi quando li invitavano a cantare qualcuno inizia a rifiutarsi, perché intanto vince sempre quello, dice andiamo così tanto per andare, no. Allora è stato il trio famoso, De Sole, Porquetto e Luigino Cossu, che hanno deciso, da grandissimi amici quali erano per sempre, di dividere la quota della serata in parti uguali. Sono stati loro, perché sino all'avvento di questi 3 grandi cantadores, che io li chiamo della seconda generazione, la gara, il ricavato veniva dato a un vincitore, ma non pensate che si racimolavano tantissimi soldi, Il valore era di una giornata, 2 giornate di lavoro, massimo 3, non come le cifre degli anni 60, 70 e 80, capito? Allora, non vorrei approfondire più di tanto questo aspetto quanto farvi sentire l'evoluzione che ha avuto il canto adesso. Purtroppo registrazioni prima degli anni del 28 non ne abbiamo, anche perché il registratore è stato inventato intorno al 23-24. Le prime registrazioni le abbiamo dal 28, abbiamo registrazioni di Giovanni Guccuru, gli farò ascoltare un pezzettino di un mottetto, registrato allora, accompagnato da Peppino Secchi. No, questo è il documento che ho io, è Peppino Secchi, proprio Pietro Fara è molto più giovane, Giovanni. No, non Pietro Fara di Usini. Pietro Scano di Usini, sì, però quello che vi farò ascoltare io c'è Peppino Secchi, fratello di Ignazio Secchi. Ma di solito Peppino accompagnava quei 3, quei famosi, sì, perché erano come si chiama? I 4, no? Fissi. Il mannottato. Certo. Cucolo veniva messo da parte perché aveva una voce particolare, quindi nell'accordo non... Ci sarei arrivato, però la testimonianza di Giovannino è perfetta. Dimostra che non tutti i cantadores avevano gli stessi livelli vocali, erano tutti tenori. Per esempio Giovanni Guccuru era un sopranino più che tenore, tendeva quindi agli acuti, e nelle gare che faceva con loro spesso doveva mettersi d'accordo sulla cordatura della chitarra, perché altrimenti non era in grado di fare la gara insieme agli altri. Era da solo. Ed era da solo, quindi perdeva sempre. Perdeva sempre. Ma lo stesso De Lunas, anche De Lunas era un sopranino. E infatti ha fatto delle incisioni con Maria Rosa Punzurudu, grandissima cantante, di cui ascolteremo adesso degli esempi di Ozieri. Andava d'accordo con lei perché potevano cantare anche con la terzina, con la chitarra terzina, perché era adatta a loro, perché erano dei sopranini più che dei tenori. E vediamo adesso come inizia il canto. Giovanni Guccuru. Questo è un mottetto che aveva cantato davanti a Mussolini a Torino. Thank you.
E arriviamo così a De Lunas e Maria Rosa Punzuludu, che hanno avuto la fortuna e la possibilità di fare le prime incisioni. Siamo nel 31, Sentite che sta suonando, è Nicolino Cavizza qui, quando arpeggiava, ed era bravissimo, De Lunas. Maria Rosa Punzuludu.